Ciao, oggi è domenica 7 maggio 2017, io sono Gigi Carreras e siamo nella vigna di Suboe, Orzulei in Sardegna, e oggi prendiamo in considerazione quella fase molto importante che è la potatura verde. Prenderemo in considerazione alcuni casi relativi ai diversi stadi di sviluppo della pianta, vedendo come si fa per togliere i germogli che non ci interessano. Andiamo a vedere. Ecco il primo esempio di pianta di vite per la quale dobbiamo fare la potatura verde. Questa è una vite che ancora è piccolina, quindi la stiamo facendo sviluppare. L'anno scorso l'abbiamo tagliata a 2 gemme qua, si dovrebbe vedere. Abbiate pazienza, ma sono da solo, quindi non posso fare diversamente. Ok, comunque questo è il moncherino, abbiamo lasciato le due gemme. Tutto il resto non ci interessa, quindi questo tralcio non ci interessa perché non è sul percorso della linfa, lo eliminiamo, e quest'altro lo stesso lo eliminiamo perché non è sul percorso della linfa, eppure questo qua. E così la pianta risulta pulita e pronta per sviluppare i suoi tralci sul fusto, che uno di questi diventerà il fusto principale. Questo è un esempio di pianta impostata per la costruzione del fusto per l'impianto a spalliera. E cosa vediamo? Allora, dobbiamo fare la potatura verde, quindi abbiamo un sacco di germogli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora, noi dobbiamo restare idealmente a 20-25 cm sotto il filo di banchina, quindi questo è il filo di banchina, qui sono 20 cm. Ci dobbiamo scegliere innanzitutto quelle che saranno le nostre uscite per la ramificazione. E quali scegliamo? Beh, scegliamo appunto quelle che sono a 20-25, queste sono 20-25, quindi scegliamo come uscite questa e questa qua, ok? Che rappresenteranno poi i nostri tralci per ramificare la pianta. Quindi 1 e 2. Tutto il resto lo eliminiamo, ci lasciamo uno di riserva. Quindi scegliamo 1, 2, che saranno le nostre uscite per l'anno prossimo, uno di riserva nel caso in cui uno vada male, e questi sotto li eliminiamo. 1, 2, 3. Ok, vediamo se ci sono doppi germogli. Se ci sono doppi germogli li devo eliminare. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo è un dopo germoglio e lo eliminiamo. Ok, a posto. La pianta quindi abbiamo fatto la potatura verde per la pianta e aspettiamo che cresca. Questo è invece un esempio di pianta che abbiamo potato a 2 gemme questo inverno, e dobbiamo eliminare i germogli che non ci interessano. Quindi vediamo un po'. Allora, questo, vediamo un attimo, questo è lo sperone che abbiamo potato a 2 gemme, e queste sono 1 e 2 i tralci che sono partiti. Quindi tutto il resto, a parte questi 2 tralci, lo eliminiamo. Quindi questo lo eliminiamo, quest'altro piccolino lo eliminiamo, ma qua c'è anche un germoglio doppio, non so se si vede, ripeto, mi dispiace. Ecco, qua c'è un germoglio doppio, quindi uno di questi lo devo eliminare e elimino questo. Qua c'è un altro, eliminiamo, e qua dietro ce ne sono degli altri. I germogli vanno un po' dappertutto. A questo punto la pianta è potata, ci sono solo 2 tralci, volevo farlo vedere, ci sono solo i 2 tralci, 1 e 2. Questo è un altro esempio di pianta impostata col fusto per la successiva impalcatura per la spalliera. Anche qui dobbiamo scegliere innanzitutto quelle che sono le nostre uscite per la ramificazione. Idealmente dobbiamo stare 20-25 cm sul filo di banchina. Questi sono 20 cm, ho già trovato le mie uscite, una e 2. Questo lo lascio
di riserva e il resto lo elimino. In questo caso è facile perché non c'è molto da eliminare. Vediamo se ci sono dei doppi germogli. Eccolo qua, ho beccato un doppio germoglio. Questo lo elimino. Ok, e quindi la pianta è impostata. Ecco un altro esempio di pianta impostata per la futura impalcatura verso la spalliera. Abbiamo un germoglio qua, un tralcio qua, uno qui. Cosa ci serve? Innanzitutto vedere quelle che sono le uscite per l'anno prossimo, quindi per la ramificazione. 20-25 cm, trovate le uscite, una e due. Questo lo lascio qui come riserva, il resto lo elimino e la pianta è impostata per la ramificazione. Ecco una cosa, questo lo tolgo perché è molto debole, non mi serve tanto questo qua perché i capi a frutto sono questo e questo, e quindi la pianta è impostata. Questo è un altro esempio di piantina che abbiamo potato a 2 gemme, quindi abbiamo fatto una potatura molto corta per rinforzarla. Cosa vediamo? Allora abbiamo lo sperone potato con 1 e 2 tralci, tutto il resto non ci serve, quindi in questo caso questo qua, e la pianta è pulita. Questo è un doppio germoglio, quindi lo elimino, ma anche perché tra l'altro perché è importante fare la potatura verde? La potatura verde è importante perché soprattutto per piante come questa che risultano un po' più deboline, che quindi hanno bisogno di rinforzarsi, togliere i germogli in eccesso è fondamentale perché poi la linfa deve andare nei tralci che ci interessano, che sono questo qua e questo qua. Ecco perché è importante fare la potatura verde, perché così la pianta non spreca risorse verso dei germogli che tanto comunque io andrei a potare in fase di potatura secca, quindi tanto vale eliminarli subito. Ecco un altro caso di studio della potatura verde. In questo caso appunto abbiamo una piantina che deve essere rinforzata e cosa vediamo? Abbiamo qua il moncherino, quindi lo speroncino che abbiamo potato a due gemme, più un altro che hanno generato 2 tralci, che sono 1 e 2, più un germoglio che parte lì sotto, che naturalmente non ci interessa, e quindi lo eliminiamo. Ok? Benissimo. Quindi in questo modo a me gli unici tralci che interesserà far sviluppare sono questi qua, 1 e 1, 2. Esempio di potatura del cordone speronato, potatura verde del cordone speronato. Allora, questo è il cordone speronato impalcato questo inverno, alla fine dell'inverno. E qua vediamo che c'è per esempio una gemma che non è partita, quindi qua io devo stare attento perché se faccio una potatura verde troppo come dire, forte, quindi piuttosto vigorosa, rischio che magari mi ritrovo senza gemme. Quindi per adesso io questa parte del cordone non lo tocco, anche se è bella rigogliosa, è bellissimo la parte qua. In realtà io poi questo lo eliminerò, però in ogni caso farò sempre un taglio sul legno di 2 anni, quindi non sarà un taglio molto importante, però io per adesso lo lascio. Che cosa è importante togliere? L'importante è togliere tutto ciò che non appartiene ai 2 rami del cordone speronato bilaterale, in questo caso incrociato, perché abbiamo voluto favorire la predisposizione dell'andamento del tralcio. Quindi si toglie tutto ciò che appartiene al fusto della pianta, quindi partendo dal basso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e lasciamo che cosa? Intanto questi, ok? Poi vediamo cosa succede. In realtà questo lo potete anche togliere perché sulla curva questo non dovrebbe esserci, e infatti poi vediamo che la distanza tra questa gemma, tra questo tralcio e questo tralcio è piuttosto bassa, quindi potrei anche levarlo. Lo posso levare in un secondo momento perché non sono sicuro di come andrà lo sviluppo, quindi per adesso li lascio
eventualmente poi li tolgo e farò dei tagli in modo che non rigermogli. Per cui adesso la potatura verde che mi interessa, tra l'altro qua si vede che adesso questo ovviamente il cordone è troppo lungo perché va a influire sull'altra pianta, quindi questo non lo voglio, adesso non lo taglierò, ok? Lo taglierò poi successivamente perché tanto farò solo un taglio sul legno di 2 anni che quindi non è così impattante sulla pianta. Un altro esempio di cordone speronato già impalcato, qua abbiamo fatto un cordone speronato bilaterale, ok? Cosa dobbiamo eliminare? Dobbiamo eliminare tutto ciò che non ci interessa, quindi quello i gemoli sul fusto, 1, 2, quelli prima della curva, 3, 4, quelli sulla curva, 5 e anche questo qua, e facciamo 6. Gli altri li lasciamo perché, non sapendo come andrà lo sviluppo dei tralci, tra l'altro hanno una bella produzione, quindi vuol dire che la pianta in salute sta producendo, non sapendo bene come sarà la produzione e quindi la lignificazione, lo sviluppo dei tralci, per adesso li lasciamo e in ogni caso potremo fare un taglio, che tanto sarà comunque un taglio al massimo di 2 anni. Quindi per ora abbiamo tolto tutto quello che non ci interessa, ok? Dopo, in potatura secca, quindi il prossimo inverno, faremo le nostre considerazioni. Terzo esempio di potatura verde sul cordone speronato, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo eliminare tutto ciò che non ci interessa per lo sviluppo del cordone, quindi tutto ciò che sta sul fusto e prima della curva, per cui partendo dal basso, tutti questi germogli, ok, li eliminiamo tutti perché tolgono sostanza alla pianta. Questi sono germogli inutili, questo va nella curva, non ci serve, questo va nella curva, non ci serve, la curva non ci serve, questo nella curva non ci serve e questo nella curva non ci serve. Non eliminiamo altro perché non sapendo come poi andrà a svilupparsi il cordone speronato, che si nota è un cordone speronato bilaterale incrociato. Guarda, avremmo dovuto portare un po' prima, però per questione di tempo, insomma, siamo arrivati, oggi è domenica 7 maggio 2017, quindi insomma non facciamo altre potature, vediamo come si sviluppano adesso i tralci, quindi i punti vegetativi dal cordone, dopodiché faremo le nostre valutazioni sul legno e poteremo, quindi taglieremo il legno di 2 anni. Per cui abbiamo finito la potatura verde nella vigna di Suboe. Vediamo come andrà adesso con le prossime fasi e quindi vi do appuntamento al prossimo video. Alla prossima, ciao!